Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto, trasmissione che apre come ogni giorno la pagina informativa di Telepadova 7 Gold, l'occasione per approfondire un po' di argomenti vari ogni giorno e di conoscere ogni giorno, soprattutto da lunedì a venerdì, due ospiti che ci permettono appunto di approfondire questi temi. In questo caso la buona giornata innanzitutto la diamo a Adriano Rizzi, presidente di Lega Coop Veneto. Buona giornata. Buongiorno e ben trovato anche in questa mattinata. Diamoci il buongiorno perché poi non parleremo purtroppo di una situazione particolarmente allegra, ovvero cerchiamo di capire un attimino cosa si può fare, se sia possibile intervenire su questo paventato, ma ormai praticamente certo, aumento dell'IVA sui servizi sociosanitari. E riguardo appunto alla Lega Coop vogliamo capire un attimino come questo possa incidere su occupazione e qualità dei servizi. Come può incidere, Presidente? Inciderà senz'altro in modo negativo e pesante. Dati alla mano, l'aumento dell'aliquota dal 4 al 10% che ricadrebbe inevitabilmente sui costi delle amministrazioni pubbliche, perché l'IVA chiaramente poi sta in capo all'ultimo o al primo, dipende da dove si parte. Ma evidentemente le pubbliche amministrazioni, in primis i comuni, evidentemente hanno già detto che non saranno in grado di sostenere, di ammortizzare questo aumento già alle prese con gli effetti della spending review e con i patti di stabilità e con i risparmi che devono in qualche modo produrre. E quindi e da questo punto di vista diciamo che non solo l'opinione è la stessa, insomma, ma anche le richieste sono le stesse, ci dicono che dovrebbero inevitabilmente tagliare i servizi. Questo comporta inevitabilmente due cose: da una parte minor servizi, minor assistenza in tutti quei servizi che tra l'altro sono servizi rivolti inevitabilmente a fasce più deboli, dai bambini agli anziani, dai malati ai portatori di handicap, tutti quei servizi per i quali la cooperazione sociale si è contraddistinta, diciamo, in modo positivo per essere vicino ai cittadini in questi servizi quasi sempre delicati e importanti. Facciamo una prima parentesi, cooperazione sociale che nel caso di Lega Coop quante persone interessa, quanti operatori e quante cooperative? Ma noi abbiamo fatto una valutazione, diciamo, complessiva nostra e anche uno sforzo di mettere insieme in questa, diciamo, comune battaglia anche le altre due centrali cooperative, no? Il che significa complessivamente 800 imprese, di cui un 20 circa per cento sono aderenti a Lega Coop, ma abbiamo voluto farlo anche, diciamo, a livello regionale questo conto, con oltre 30.000 persone impiegate nel settore, e abbiamo fatto una valutazione che oltre il 10%, quindi oltre 3.000 posti di lavoro sarebbero a rischio nella nostra regione complessivamente se dovesse essere confermata dal 1° gennaio questo aumento di aliquota. Quindi più di 3.000 solo nel Veneto? Solo nel Veneto. In Italia la valutazione è di circa 43.000 posti a rischio. Sono circa 380.000, insomma, quindi andiamo verso i 400.000 come, insomma, unità impiegate. La valutazione è più o meno questa per l'effetto di questa modifica. Quindi stiamo parlando da un lato, come si diceva poc'anzi, riduzione dei servizi per una fascia di popolazione che è quella tendenzialmente più debole e più bisognosa evidentemente di assistenza, normalmente anche quella che ha meno possibilità evidentemente di costruirsi un'assistenza o privata o comunque alternativa, e dall'altra questa diminuzione secca di posti di lavoro che andrebbe inevitabilmente a costituire un altro problema sociale non indifferente, con ulteriori evidenti conseguenze, insomma.
Se non ci fosse questa mannaia alle porte, come si potrebbe definire la situazione nella cooperazione sociale veneta? La cooperazione sociale veneta, ma mi sentirei di dire anche la cooperazione sociale un po' in tutto il nostro paese, è una cooperazione che ha conosciuto un aumento, uno sviluppo in questi ultimi anni, importante, con un quasi raddoppio delle attività in un decennio, insomma, quindi un fenomeno che contraddistingue peraltro il nostro paese positivamente, con esperienze che insomma ci piace anche dirlo, visto che siamo sempre rivolti con i nostri sguardi all'estero e le esperienze positive. Vengono a studiare dall'estero alcuni modelli di gestione dell'impresa sociale e dei servizi sociosanitari svolti dalle cooperative sociali. Anche per le cooperative la forma cooperativistica si presta particolarmente? Si presta particolarmente, naturalmente, sia per questo tipo di attività, sia perché è una forma di società che è vicina al territorio, vicina alla sua popolazione. Evidentemente la cooperazione di per sé, lo sappiamo, è una forma che non delocalizza, e in particolare per la cooperazione di servizi, per la cooperazione sociale poi in particolare, è evidente che le persone impiegate che svolgono quotidianamente questi servizi sono persone del territorio, legate al territorio, e di conseguenza più facilmente, come dire, sensibili a quelli che sono appunto le problematiche che l'attività della cooperazione sociale quotidianamente segue, insomma, no? Quindi è un'esperienza assolutamente positiva, non per questo è riuscita a crescere in questi anni, proponendo appunto anche delle forme interessanti di gestione dei servizi sociali. La forma cooperativa consente di resistere meglio di altre nella cooperazione sociale, non solo, anche ai momenti di crisi. È evidente che, come dire, un pochino a tutto, però c'è un limite alle capacità della nostra cooperazione sociale davanti a scelte di questo tipo, insomma, da parte del governo. Lei diceva poco fa che sono raddoppiate nell'ultimo decennio le attività legate appunto al mondo della cooperativa sociale, ma al tempo stesso sono aumentati i tagli, cioè non è che sia stati 10 anni di aumento anche di fondi, le cooperative in qualche modo hanno imparato a convivere anche con questa situazione? Assolutamente sì, ma anche proponendo forme che in alcuni casi consentono anche alla pubblica amministrazione di gestire con maggiore efficienza determinati servizi. Ad esempio? Perché non c'è dubbio che l'esternalizzazione dei servizi, in questo caso dei servizi sociali, quando è sana, quando è fatta bene, produce non solo una maggior capacità e flessibilità nella gestione, ma produce anche qualità ed economia. Per le stesse ragioni, per una maggior capacità di essere aderenti alle situazioni, alle esigenze, e quindi modificare continuamente, diciamo, la propria forma gestionale per conseguire gli scopi prefissati. E da questo punto di vista diciamo che la cooperazione sociale è emblematica, insomma, non c'è dubbio, i risultati sono davanti agli occhi di tutti e hanno comportato sicuramente delle economie che hanno consentito di sviluppare i servizi con minori costi. Certo, se aumentiamo i tagli sempre più, difficilmente questa situazione troverà un suo equilibrio, insomma, generando nuovi problemi senza, riteniamo, poi produrre grossi benefici alla finanza pubblica.
prima che le cooperative si inserissero in questa nicchia, definiamola così, cosa c'era o cosa non c'era? Ma cosa c'era? C'era la gestione pubblica di questi servizi. Ma tanti servizi sono stati aggiunti poi dopo, diciamo? Ma ce ne sono stati sicuramente aggiunti, perché grazie allo sviluppo della cooperazione sociale, assieme naturalmente all'ente pubblico, alle ASL, ai comuni, si sono elaborati insieme dei progetti di servizi ulteriori, che si sono via via anche moltiplicati. Si parlava dei servizi ai minori, dei servizi ai portatori di handicap, dei servizi alle persone con problemi psichiatrici, tutta una serie di attenzioni che sono state sviluppate ulteriormente, e quindi da questo punto di vista c'è stata sicuramente una crescita dei servizi, perché chi si ricorda qual era la situazione 20 anni fa, lo percepisce, insomma, chiunque abbia avuto occasione di essere a contatto con le persone che tutti i giorni assistono i malati piuttosto che gli anziani, ha visto un salto di qualità da questo punto di vista, insomma, non c'è dubbio. Diceva che dall'estero anche vengono spesso a studiare questo, definiamolo modello veneto. C'è qualche fiore all'occhiello, qualcosa che in particolare sembra che sia studiato e apprezzato, in particolare da chi viene a spiare in qualche modo la vostra attività? Più recentemente i modelli che sono stati studiati sono quelli dei servizi all'infanzia, quindi asili nido e attività diciamo di sviluppo anche delle capacità di far interagire poi le persone nel servizio, no? Cioè, probabilmente a differenza di quello che avveniva un tempo, oggi, come dire, si cerca di far interagire i bambini e i ragazzi con ovviamente metodologie anche diverse. In più c'è proprio un modello gestionale che a volte è frutto anche di investimenti, di compartecipazioni da parte delle cooperative, che appunto possono costituire un modello alternativo o complementare, se vogliamo, ai servizi gestiti direttamente dallo Stato, ed è per questo che questa modalità è anche così considerata con attenzione anche da paesi esteri. Sempre per far capire a casa un po' cosa ci sia dietro a tutto questo lavoro, come ci sono le piccole e medie imprese, anche le cooperative hanno strutture che variano sostanzialmente a seconda dei servizi offerti o hanno delle dimensioni abbastanza simili l'un l'altro? No, variano assolutamente, cioè non è che la forma, la dimensione della cooperativa sia più o meno necessariamente adatta a un determinato tipo di servizio, no? L'importante è come nel quotidiano questo servizio viene organizzato e gestito. Da questo punto di vista quindi è fondamentale la parte formativa e quindi poi anche il ruolo che i soci e i lavoratori delle cooperative hanno, perché la differenza la fanno loro. Dopodiché il modello gestionale può cambiare, non è necessariamente più adatto un modello piuttosto che un altro. Una cosa noi ci sentiamo di dire alle nostre cooperative naturalmente: per sviluppare alcuni progetti di più ampio respiro è evidente che ci vogliono anche delle risorse finanziarie, risorse che consentono di affrontare alcune gestioni anche, diciamo, in qualche modo a rischio di impresa. Da questo punto di vista è ovvio che imprese più grandi, più strutturate, riescono maggiormente ad affrontare questo tipo di approccio ai servizi,
e di conseguenza è un suggerimento che noi diamo comunque sempre alle nostre imprese, non solo nel sociale, ben inteso, serve anche per alcune situazioni, per alcune gestioni, sinergia o addirittura unione delle forze per fare delle imprese che siano un pochino più robuste, perché il rischio sicuramente c'è per le più piccole in situazioni come queste o in mancanza magari di affidamento di alcuni servizi da parte della committenza, c'è un rischio di sussistenza poi per le più piccole. Ecco, a proposito di unione di forze, nel mondo sindacale abbiamo la triade CGIL, CISL e UIL, qui c'è una possibile, non dico alleanza, ma comunque proprio sì, l'ACI, sì, l'alleanza delle cooperative italiane fra le tre principali. Cosa può portare un'alleanza di questo tipo e se c'è davvero convergenza può esserci in tutto per tutto? Ma il percorso è avanzato, nel senso che a livello nazionale è già stata costituita da tempo l'ACI, l'alleanza delle cooperative italiane, che raggruppa le tre principali centrali, Lega Cooperativa, Confcooperative e AGC. Quindi tre anime anche simili a quella sindacale o è diversa come concezione sulla nascita? Mi piace pensare, cioè, sicuramente è simile, sì, però quello su cui vogliamo puntare è l'assoluto superamento delle origini. Sì. E senza rinnegare evidentemente anche la storia, insomma, delle tre organizzazioni. Ma oggi noi dobbiamo connotarci sempre più e soltanto come associazione imprenditoriale a tutti gli effetti, il che non significa disconoscere niente. Sappiamo che le nostre imprese sono diverse da altre, ma evidentemente alcune tematiche riguardano noi come altre imprese e c'è bisogno assolutamente anche in questo caso di una rappresentanza unica e più forte. Dei primi risultati li abbiamo già ottenuti proprio a livello di rappresentanza unitaria e via via in varie regioni si stanno costituendo, diciamo, le ACI regionali. In Veneto abbiamo l'obiettivo, ci siamo incontrati con due colleghi presidenti poco tempo fa e l'obiettivo è di cercare di fare entro l'anno anche l'ACI Veneto. L'ACI poi avrà due fasi, come è avvenuto anche poi per il nazionale, un primo coordinamento, diciamo, politico-sindacale e rappresentanza unica, ma con un obiettivo che poi è più ambizioso, quello di mettere insieme anche le strutture territoriali al fine un po' di fare economia che serve in questo momento, ma anche di poter, mettendo insieme le forze, appunto, fornire maggiori e più qualificati servizi alle nostre associate. Insomma. Quindi appunto una reale unione sostanzialmente. Deve diventare una reale unione, sì, se no non serve a niente. Insomma, ecco, da questo punto di vista, insomma, almeno il mio personale, come dire, impegno, anche quando ho preso recentemente questo incarico, è stato proprio questo. Noi dobbiamo assolutamente andare avanti, superare differenze, perplessità, resistenze per arrivare a un'organizzazione unica. Occupazione giovanile, aggregazione, innovazione, sono parole d'ordine su cui non si esce. Parole d'ordine, ma che insomma hanno evidentemente un significato più che mai attuale, no? Sono tutte cose collegate, senza innovazione in questo momento, sotto tutti i punti di vista, tutto sommato anche l'aggregazione è innovazione. Noi dobbiamo fare innovazione dal punto di vista imprenditoriale nelle attività, si parlava prima appunto delle cooperative sociali che da questo punto di vista in questi anni hanno sicuramente innovato, dobbiamo farlo anche in altri settori, al tempo stesso appunto dobbiamo innovarci noi
e dobbiamo fare aggregazione sia tra imprese dove serve, dove è possibile, e appunto sia tra associazioni. Tutto questo serve per generare occupazione alla fine. Riprendiamo il discorso tra pochissimo, nella seconda parte di 7 in punto con Adriano Rizzi, presidente di Lega Coop del Veneto. A tra poco. Seconda parte di 7 in punto con Adriano Rizzi. Si diceva all'inizio questo aumento dell'IVA imminente. I parlamentari veneti che ne dicono? Dunque, li abbiamo ovviamente coinvolti, abbiamo inviato una comunicazione, insomma, anche di speranza in qualche modo, oltre che di richiesta di attenzione. Ci hanno risposto condividendo tutti i dubbi che abbiamo sull'efficacia e tutta, diciamo, un po' la drammaticità delle conseguenze. Quindi ci sarà un loro impegno, per la verità anche a livello ministeriale il Ministro si è dimostrato attento. C'è stata un'audizione recente. C'è stato un incontro recente con una ampia delegazione della cooperazione sociale e dell'ACI a Roma. Il Ministro ha ascoltato con attenzione le richieste, definendole appunto non solo sensate ma degne di un approfondimento in conseguenza di quelli che possono essere effettivamente gli effetti, le ricadute sui servizi e sull'occupazione. Quindi noi auspichiamo che ci sia ancora modo e tempo, e su questo anche il Presidente dell'Alleanza Cooperative Italiana è stato piuttosto fermo nel dire che deve assolutamente entrare nei provvedimenti da qua a fine anno, perché il nostro giudizio complessivo sulla manovra, diciamo, terrà anche conto di questo provvedimento che indubbiamente crea non pochi problemi mi verrebbe da dire al Paese, perché sono migliaia e migliaia le persone che vengono assistite e una parte di queste persone avrebbero difficoltà ad continuare ad avere quel tipo di assistenza che oggi viene loro fornita. Ricordiamo brevemente le cifre perché le abbiamo dette più di qualche minuto fa. Si parla di oltre 3.000 laboratori di rischio in Veneto, 43.000 complessivamente in Italia, quindi sono servizi, qualità dei servizi oltretutto, oltre che quantità di servizi, certo, anche in meno, c'è anche un taglio importante, diciamo, oltre queste persone significa che sostanzialmente verrebbero a saltare appalti o interi, oppure una riduzione complessiva della qualità del servizio? Noi non crediamo sia possibile ridurre la qualità, anche perché a parità di risorse difficilmente, oltre ad un percorso di qualità che abbiamo fatto in questi anni, difficilmente riusciremo a garantire la stessa qualità con minori risorse. Quindi c'è un elemento quantitativo che può avere le forme più diverse, perché possono saltare degli appalti o ridursi, ma la somma non cambia, significa un taglio drastico, perché come dicevamo le amministrazioni pubbliche in primis saranno in grado di accollarsi l'onere dell'aumento dell'IVA, e quindi non c'è dubbio che da questo punto di vista diventa quasi matematico il taglio quantitativo, ma complessivamente diventa anche un taglio qualitativo, perché è un minor servizio che offriamo ai cittadini, e spesso a cittadini disagiati già. Questa è la battaglia attuale, più recente. In passato però nei rapporti costanti e continui che avete con le amministrazioni locali, tutte lamentano problemi di bilancio, patto di stabilità ed altro, quindi questo significa che anche i fornitori in questo servizio vengono pagati con discreto ritardo, quindi anche voi stessi in qualche modo dovete affrontare già problemi di base per mantenere appunto un bilancio, una quadra.
discreto, diciamo, è un eufemismo, no? Nel senso che, come è noto, una delle richieste che poi tutte le imprese all'unisono fanno al governo, ci sono già stati dei provvedimenti ma assolutamente insufficienti, è il tema del ritardo dei pagamenti. Siete un po' le banche dell'amministrazione pubblica. Noi siamo, come è evidente dai numeri che sono stati esposti in questi mesi, no? Cioè quale sarebbe il fabbisogno per le finanze del Paese per sostenere il pregresso, si fa presto a capire che siamo una banca. Ora, anche questo già in una condizione come quella che dobbiamo affrontare in questa fase, cooperazione sociale e non naturalmente, perché questo accomuna tutti, avere anche un aggravio di questo tipo, quindi oneri finanziari importanti, è come dire un po' piove sul bagnato, ma questo genera anche qua problemi a volte più seri di quel che si pensa, perché ci sono aziende che riescono a far fronte, che riescono a farsi finanziare dalle banche, per quanto non sia, diciamo, giusto, ma ci sono aziende che saltano per problemi finanziari e non per problemi economici, e questo francamente in un momento in cui dobbiamo puntare allo sviluppo, certo non aiuta. Da questo punto di vista anche qua un'attenzione diversa, una qualche soluzione per reperire delle risorse ci deve essere, perché non può continuare all'infinito, anche in una situazione in cui, come sappiamo, le banche non è che siano così pronte, come dire, a mettere sul tavolo liquidità per le imprese. Quindi i tempi sono assolutamente fuori di qualsiasi norma europea e oggi anche italiana, quindi rispetto non c'è, neanche adesso in questi mesi vorremmo capire poi se verranno rispettati i tempi che da quest'anno dovrebbero essere rispettati, riteniamo che non ci siamo ancora, ed in più abbiamo questo progresso veramente importante, insomma, quindi questo è un altro tema assolutamente all'ordine del giorno, su cui chiediamo un intervento. 2 minuti alla fine della nostra chiacchierata, 2 minuti per capire, allora da qua al 1° gennaio, momento in cui potrebbe esserci questo aumento, cosa potrebbe avvenire a livello di vostri contatti, ma anche di vostre proteste eventuali? Ma noi stiamo aspettando naturalmente dei segnali che auspichiamo positivi. In questi giorni, tra altri provvedimenti tipo la stessa IVA, che è già aumentata peraltro per tutti, il governo si è impegnato ed è impegnato in questi giorni a risolvere alcuni diciamo, problemi più ampi nella quantità, non nella diversità, perché sostanzialmente poi si parla delle stesse cose, e noi aspettiamo diciamo, qualche giorno perché finita questa fase, poiché questo è un provvedimento che non va ad intaccare quasi per nulla dal nostro punto di vista il bilancio della finanza pubblica, diciamo, noi torneremo alla carica sia con i nostri parlamentari, sia con una richiesta a livello centrale di avere delle risposte a quanto abbiamo richiesto, e naturalmente saremo pronti anche ed eventualmente ad una mobilitazione, perché riteniamo che il tema sia un tema condivisibile da tutti per le ragioni un po' di cui oggi abbiamo parlato. Scioperi e manifestazioni fino adesso non ce ne sono state? No, poi più che scioperi e manifestazioni noi dobbiamo trovare una forma che comunque faccia capire la gravità del problema, insomma. Ripeto, a fronte di una stimata contropartita per
per lo Stato di poco conto rispetto ai grandissimi numeri che sappiamo sono tutti i giorni sui giornali. Torniamo dunque a parlare anche di questa vicenda, speriamo con riflessi più positivi di quanto detto quest'oggi. Ringraziamo Adriano Rizzi, Presidente della Coop Veneto. Grazie. Buona giornata e tra poco nuovamente qui con noi con 7 in punto un altro ospite.